Eccoci qua. Dino, ciao. Prego. Salve, buonasera a tutti, buongiorno. Sono Bernardo Guglielmi, ho fatto l'alpino e sono stato in Friuli a assistere ai terremotati del terremoto del 76. Allora, io ho abitato e abito adesso a Valle Buona, assieme alla mia famiglia e ai miei genitori. All'epoca non ero sposato, ero appena finito il militare che ho fatto a Borgo San Dalmazzo. Ecco, Sì, quindi a questo punto hai sentito del terremoto ecco, alla televisione con quello il che era terremoto se successo l'ho o ti ha appreso il contattato terremoto qualcuno? dalla televisione, Ah, dai ah. telegiornali e rimasi subito sconvolto dall'atrocità dell'accaduto e dei morti e feriti che si sono causati. Diciamo che io ho visto su un giornalino che cercavano dei volontari per andare su In Friuli. in Friuli al terremotati. Ecco, io ho fatto un numero e quella volta ci siamo conosciuti con Dario. Ecco, non ci siamo mai visti prima, ci siamo visti alla Dario stazione di Canavese? Dario Dario Canavese. Canavese, ok. Ci siamo visti la prima volta alla stazione di Ventimiglia con zaino affardellato per andare su Pronti per al partire. terremotato. Il mio luogo diciamo, di servizio era Pinzano al Tagliamento. Adesso il campo non me lo ricordo se è sempre Era il cantiere numero 10, quartiere questo, numero sì. 10. E il responsabile, fra l'altro, era uno qui della zona, vero? Il responsabile del Era cantiere, Raimondo, no? Alberto Raimondo, Alberto sì, Raimondo, sì. di Sanremo. E lì, arrivati Sì. lì, diciamo, c'erano molti muratori, molti falegnami. Io purtroppo facendo il portalettere non avevo queste, però come fatica andavo bene, che portavo su le pietre, portavo sui coppi, portavo sul cemento, Beh. portavo quello che serviva per riparare i tetti di queste povera gente. E siete stati utilizzati soprattutto per la sistemazione dei tetti oppure Io ero anche... la sistemazione dei tetti, portavamo sempre su, Montacari c'era, ma facevamo magari prima anche su a mano, tutto il materiale che serviva per la ricostruzione. No, ho capito. Ecco, lì erano tutta gente di Treviso, trevigiani, molto in gamba, ci siamo trovati subito in amicizia. Ecco, praticamente siamo ritornati indietro di qualche anno a vivere l'esperienza della caserma, della Naia, diciamo, ci si faceva anche degli scherzi. Beh, questo è E la solita quando sei in quella nave situazione. E combinatori. che periodo hai fatto lì a Allora sono Pinzano? partito a settembre, Settembre 76? settembre 76, sì. E quanto tempo hai fatto là? Abbiamo fatto 15 giorni. Ah, E l'ultima giornata del campo ci ha dato all'arrivederci il terremoto, perché eravamo tutti fuori, c'era la messa, avevamo allestito il palco con delle betoniere, una roba scenografica, e a un certo punto della cerimonia è successo un boato terribile, perché abbiamo visto, che magari un'immagine, i finali delle vite che facevano le onde Al quinto grado. tutto grado, sì. Io sono caduto dal tetto della baracca che stavamo montando Ti sei salvato. a buia. No, noi eravamo lì a Pinzano al Tagliamento con tutte le autorità. bene. Dicevo, tu sei nato il Allora, io sono nato nel 1951, il 26 di agosto. di agosto del 51. Hai fatto il militare invece Ho a fatto il militare Savino. negli Alpini a Borgo San Borgo Dalmazzo. San Dalmazzo. Ok. Beh, per ora grazie. Poi magari facciamo qualche altro... No, adesso ci ritorniamo sopra magari su quello che hai trovato quando sei arrivato là e come ti sei relazionato con la, se vuoi dirlo anche subito, con la cittadinanza, con le persone. E noi siamo arrivati là a settembre, e quindi la cosa, diciamo, era svanita, la grossa paura, c'era solo da ricostruire. Ecco, ormai i morti non si contavano più. Però la gente del posto ci raccontava che molte persone, caso strano, avevano la casa antisismica col cemento armato, e quella sera erano invitati degli amici che avevano la casa non antisismica, e quindi qualcuno è perito anche in quella, il Pazzesco. destino che non hanno.
E poi c'era gente che dal panico, invece di scendere, saliva le scale. Allora sono stati momenti un po' da farsi delle domande e da stare Certo. allerta che casomai si fosse verificato, di capire bene a che parte uscire. Lì l'accoglienza è stata sicuramente positiva, nel senso che le persone vi hanno visto bene. Sì, certo. Ci hanno aspettato a braccia aperte. Certo. Bene, grazie Dino. Prego. Adesso passiamo invece a Bruno Morabito che adesso intervistiamo ora.